139 anni fa, il 15 marzo del 1882, si teneva nelle stanze del municipio alle mie spalle la prima mostra vitivinicola. Si trattava della mostra dei vini dei Colli Asolani, Valdobbiadene e Montebelluna, probabilmente una delle prime mostre vitivinicole al mondo, preceduta un paio d'anni prima circa dalla mostra di Firenze. Sì, in effetti era una mostra, forse una delle primissime mostre per quello che sappiamo noi, organizzata per il 15 marzo del 1882 nel territorio qui di Montebelluna, che comprendeva però anche i prodotti di Asolo e di Valdobbiadene. Sicuramente è una mostra importantissima perché ha dato l'avvio a quella che è poi la cultura del vino nella nostra area, nel montebellunese associato asolano e valdobbiadenese. Mostre che poi si sono perpetuate sicuramente negli anni e che ultimamente ovviamente hanno preso un piede molto importante. Non dimentichiamo la cantina sociale di Montebelluna, di Asolo e Montebelluna, e ovviamente tutto il prosecco di Valdobbiadene, delle realtà estremamente importanti, realtà che hanno portato tantissimo lavoro nella nostra zona, soprattutto nel valdobbiadenese ma anche nella zona del montebellunese, visto tanti vigneti che ci sono e appunto le cantine sociali che si sono sviluppate nell'ultimo, diciamo, nel periodo del dopoguerra e che si stanno ulteriormente sviluppando al giorno d'oggi, creando lavoro, creando occupazione e anche tantissimo export ormai riconosciuto in tutto il mondo. Nel 1972, nell'occasione del centenario di Montebelluna, abbiamo organizzato con la Proloco una mostra vitivinicola. Un anziano di Montebelluna mi ha invitato a casa sua, che mi avrebbe fatto vedere qualcosa di straordinario. Mi ha fatto accomodare in cucina e intanto la signora mi ha offerto il caffè e lui è andato nei suoi archivi. E dopo 25-30 minuti questo signore viene là con una busta e comincia a aprire perché era roba vecchia, e quando che ha aperto tutto mi ha chiamato dalla parte che potevo leggerla e vederla meglio. Eccolo qua, era scritto Mostra regionale dei vini Asolo, Valdobbiadene e Montebelluna. Quando che ho visto 1882 mi è venuto come un sudore.